Io comunque la prossima volta che vengo a Napoli mi ha già portato a preso Panariello, il famoso Panariello, metto i numeri dei giocatori del Napoli e faccio la formazione anche io, perché... Dice, ok, allora questa è la formazione, Lozano Insigne punta, va bene perché sono sguscianti, lo riproviamo. No, non lo riproverebbe, quindi Elmas fascia sinistra, vabbè. Mamma mia, ma come si fa a rinviare di rasoterra? Tale quale, tale qua. È un bel cross alto per i nostri lungagnoni, eh? Che schifo, mamma mia, che schifo. Mamma mia. Mamma mia. Yeah! Fuori gioco. È buono. Mamma mia, Elmas. Grande gol. Jack Bonaventura ci fa male sempre, sempre. È più giusto così, è giusto. Naccia maronna. Ma quelli sono i gol tuoi! Chiudi! Chiudi secondo palo! Mamma mia che schifo! La devi dare a un certo punto. Mamma mia. Mamma mia quanti errori in impostazione. Come stai in forma Allegri? Palla Yusai. Mamma mia, mamma mia. Ma voi lo vedete? E a Rova. Bravo lo za, bravo. Ma quando cazzo la tiri? Ma io non lo so. Perché mi annoio da morire, mi annoio. Ci stiamo facendo fa qualsiasi cosa. Che bella palla illuminante di Elsie di Yusai. Ragazzi, è un pianto greco. Io non difficilmente ricordo una partita più brutta. Ma entrambe le squadre, proprio brutte, poche idee. Non c'è intensità, non ci sono accelerazioni, non ci sta niente, non c'è niente da vedere. Se sta cacando sotto, fondamentalmente. Questo è i problemi intestinali. Ha avuto la corrente in bagno. Io me ne vado un poco di là. Cambia niente. Sono andato a prendere un po' di caffè, ma lo streaming. Uè! Niente, no, niente. Rigore. Sei tata? Vabbè. No. Se si è buttato non dico niente. Voglio rivedere, ma... Ma non è vero proprio! Lo tocca! Per me non è abbastanza, ma lo tocca! Perché basta l'intenzione del fallo! Ricordatevi sempre che quando è Ronaldo Meret basta l'intenzione del fallo! Va bene! Non meritiamo, dobbiamo pareggiarlo questa partita. Basta l'intenzione del fallo. Mi dispiace. Non è rigore, ma molte volte è rigore. Non per noi, ma molte volte. Oramai ne vediamo talmente tante che hanno tutti ragione. Tutti, sempre. Vedi, ma mi dispiace. Più lo vedi e più il contatto c'è anche. Sì. No, ma perché fischiarlo? Perché farci uscire dalla crisi? Siete fantastici. Palla a Yusai. Allora, un amico, Angioletto, mi ha fatto notare che questa è la partita del cuore. Perché Mascherelli che fa se sbaglia e poi interviene Tony Sant'Agata e sbaglia purissimo. Perché questa poi è la partita fondamentalmente. Segna Ramazzotti, perché Ramazzotti è un po' più scattante degli altri, e segna, e poi pareggia Barbarossa su un tiro, il tiro della domenica indovinato. Questa partita è la partita del cuore. Scapoli e ammogliati. Angioletto ha sempre ragione, di solito. Ma lo vedete anche voi. Lo vedete, questo è. Mamma mia, Mertens. Se Mertens fa una cosa del genere, un lancio alla Gene Gnocchi, vuol dire che... Mamma mia, Yusai. Vi rendete conto? Povia contro Fabrizio Frizzi. Mamma mia. Il lancio di Biagio Antonacci. Ma se tu stai tirando, ma come fai a avere un braccio? Arrosta sto braccio! Oramai, cioè, è la cosa
voglio risbloccare la partita con un'invenzione del VAR, perché siete pochevoli. E pochevoli credo che in italiano non esista, ma lo inventiamo adesso. C'è pochevolezza. Non siete in grado di fare delle azioni pulite, ma nessuno, né noi né voi. Azioni pulite che con i triangoli si va in porto, un bel cross con un bel colpo di testa. Non siete in grado. Che mediocrità. Un bel cross per Llorente che invece è in panchina. Ma siamo. Questi fischi vanno a tutti i soloni. Ah, dovevamo prendere Piontek. Quello sì che è un attaccante. Completamente spari, non segna più manco per sbaglio. Perché poi il calcio è così, è vero questo, ma è vero anche il contrario di questo. Non è detto. Nell'ora pigliavo Piontek, avevamo vinto. No, non è così. Io non lo voglio vedere più, Yusai, basta! È venuto l'herpes, Mertens. Ma mannaggia che la... O facciamo un grosso miezzo per chi lo cristiano che sta alla miezza. Mannaggia. Madonna mia, che ignoranza! Mannaggia! Come lo chiamiamo? Lo chiamiamo il brodino. Perché questo è il brodino. Ma io non ce n'è proprio. Abbiamo avuto l'ennesima conferma che non è manco il modulo, perché poi siamo passati a un 4-3-3, una sorta di albero di Natale, poi dipende da dove si trovano i due dietro Mertens. Prima erano Insigne e Lozano, e poi una sorta di 2 trequartisti, e poi con Younes e Lozano, ma non cambia nulla. Cioè, Allan vertice basso, sì, ha fatto una grande partita in fase di interdizione. Non è illuminante, però chiaramente non ha attitudini di regia, quindi non è che ti fa girare il pallone in maniera veloce, che tu dici, vabbè, siamo passati al 4-3-3, li abbiamo distrutti, azioni una dietro all'altra, pulite, miracoli di Donnarumma. Questo dobbiamo essere onesti, perché poi non... Quando il Napoli finisce in crescendo, perché ha finito in crescendo, è perché il Milan aveva Calabria a centrocampo, un'emergenza assoluta, giocatori veramente poca roba. Il Milan merita la classifica che ha, e anche noi, perché poi è chiaro che in diretta io mi faccio prendere e voglio il rigore, ma quello è il classico rigore che il tifoso della propria squadra dice che è rigore perché il contatto c'è e tu vuoi segnare perché vuoi uscire dalla crisi, e il tifoso del Milan che dice stava già volando, non è mai rigore perché quello toglie le mani, scivola Donnarumma, ma non è rigore. Va benissimo, non mi metterò mai a contestare quel rigore là, a differenza di tutti gli altri che c'erano. Continuiamo a dirlo perché questa pantomima, Rizzoli, eccetera, eccetera, è una presa per il culo, e non l'ho vista la partita della Juve, quindi di Quadrado, della fallo di mano, non ne parlerò perché non ci riguarda più, sono problemi dell'Inter oramai, non ci riguarda, anzi meglio, ci è andata bene a noi perché abbiamo rosicchiato un punto all'Atalanta e dobbiamo essere felici di questo. Capite dove siamo arrivati? Siamo arrivati che è meglio così, che dobbiamo sperare che la Juventus continui a prendere partite come le prende e che rubi punti alle nostre competitor che sono Atalanta, Cagliari, Roma e Lazio e chissà chi altro, perché io la classifica non la riesco a guardare, quindi non riesco così. Male individualmente, perché dalla reazione avete visto errori in fase di impostazioni clamorose, perché è la testa che non funziona più. Allora mentalizziamoci, riflettiamo sul fatto che questi giocatori hanno fatto delle cose straordinarie, molto al di là dei loro limiti tecnici e personali negli anni passati. Andava rivisto tutto, e purtroppo la scelta di Ancelotti io non la posso contestare, perché era la migliore scelta possibile nel momento in cui se ne va il capopopolo di sto cazzo, era l'unico che potesse far soddisfare la piazza, e va bene, però Ancelotti devi o metti le cose in chiaro e dici voglio, questi sono gli 11 migliori, questa è la formazione che voglio fare sempre,
e questi sono, e chi è più in forma gioca, oppure se fa il panariello. Se fa il panariello dipende dai giocatori, e se dipende dai giocatori tutto questo marasma psicologico, le multe, l'ammutinamento, le offese, le frecciatine del vicepresidente, non se ne esce più. Non possiamo uscirne più, perché la testa. Perché tu, se sei più lucido, magari tiri prima, non arrivi in bocca a Donnarumma, tu Insigne, magari la fortuna alle volte ti può sbloccare una situazione, ma non puoi affidarti alla fortuna. Non quest'anno, perché quest'anno non ci va niente bene. Tony sta rientrando, vediamo pure lui cosa ne pensa. Io non ce la faccio più. Antonio? Ancelotti non è buono, un'altra volta, sì. Perché intervieni e dici tu che hai visto tutta la partita e sai di cosa si tratta. Abbiamo pareggiato. Un bel brodino 1-1. Bravo. E il Barbagianni è parte del problema, non c'è niente da fare. Lui, Giuntoli, il figlio, Ancelotti, il figlio, Allan, il figlio non c'entra niente. Di conseguenza noi andiamo a lavorare. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Io volevo ritornare a parlare di campo. Che bella chiave, i partite e di prestazione, la partita del cuore. Iscrivetevi al canale se vi va, se non vi va non fa niente, perché tanto non cambia niente. Meglio l'anno prossimo, mi dicono dalla regia. Ma poi da cagna devono cambiare parecchie cose, parecchie.